La particolarità del suolo e del microclima tipici della zona del Basso Medio Adige rende la produzione di asparagi particolarmente pregiata. È in questo territorio che ha sede l'azienda Asparagi Bio di Vasco Franceschi, produttrice di frutta e asparagi secondo i metodi dell'agricoltura biologica. Per questo il terreno coltivato da Vasco Franceschi è caratterizzato dalla presenza di un folto manto erboso, nel rispetto della natura e senza l'uso di prodotti chimici. L'erba apparentemente può dare un segno di malgoverno della coltura e invece, perché siamo in un'azienda biologica, l'erba è sinonimo che non stiamo trattando con nessun tipo di intervento chimico, per cui la sua naturalezza è la presenza anche dell'erba. L'agricoltura biologica segue i ritmi naturali delle piante e ovviamente degli agenti atmosferici. Vista la stagione, l'andamento stagionale che ci sta un po' complicando tra virgolette la vita perché sta piovendo, ma la pioggia la stavamo aspettando dal mese di novembre, finalmente è arrivata, soltanto che fa il tempo quello che vuole, nel senso che ci sta condizionando tutti i giorni con acquazzoni e ci sta un po' mettendo i bastoni fra le ruote e complicandoci il lavoro nei campi. L'azienda Asparagi Bio di Vasco Franceschi produce ben 3 tipi diversi di asparagi, verdi, bianchi e violetti, ma gli asparagi non sono l'unico prodotto che nasce dalla terra del Basso Medio Adige. L'azienda è di circa 11 ettari, 4 in affitto, dove sono 15 ettari tutti coltivati, certificati già da 2 anni con certificazione biologica dopo 3 anni di conversione. L'azienda è prettamente a indirizzo ortofrutticolo. Vuol dire che ci sono circa 4 ettari di asparagi e 10 ettari circa di frutta, mele e pere. Il mercato italiano degli alimenti biologici è in costante aumento e si stima che 7 italiani su 10 inseriscano occasionalmente almeno un prodotto bio nel loro carrello della spesa. La tendenza a consumare sempre di più prodotti biologici è frutto di una maggiore attenzione al mangiar sano, al rispetto per l'ambiente e per la natura. Ma questa tendenza potrebbe aumentare per la crescente presenza di questi prodotti nel nostro paese, il quale è il primo produttore di alimenti biologici in Europa. Abbiamo in particolare nel settore della frutta, il settore industriale che è molto richiesto per il nord Europa, dove produciamo il prodotto per il baby food. Quindi questo prodotto necessita di un prodotto altamente garantito e deve essere certificato biologico. I mercati sono prettamente verso il nord Europa del fresco invece, mentre per quanto riguarda il commercio nazionale purtroppo il biologico non è ancora sceso in grande stile in quanto sono piccole percentuali di mercato che si stanno sviluppando, però il trend sembra che sia positivo. Benché le differenze di prezzo tra alimenti biologici e non biologici si stiano riducendo, tuttavia il costo del prodotto biologico rimane superiore rispetto a quello dell'alimentare convenzionale. Ciò è legato, ad esempio, alla quantità di produzione che in genere è inferiore. Chi coltiva prodotti con metodi di agricoltura biologica, inoltre, si assume il rischio che il proprio raccolto possa andare perduto a causa dell'infestazione di qualche parassita, ed è proprio questo rischio che principalmente contribuisce all'aumento del prezzo del prodotto. Nell'ortofrutta, in questo momento l'asparago non è che abbia delle grosse differenze tra il biologico e il convenzionale. Di solito nel settore ortofrutta si calcola che un 20% risponde di prezzo più caro rispetto al convenzionale. Questa è un po' la posizione in cui si è assestato la differenza. L'agricoltura biologica comporta comunque in chi la pratica impegno e conoscenze specifiche. In diretta stiamo assistendo al trattamento verso la malattia critogamica che è la ticchiolatura, perché dovuta alle infezioni dopo 2-3 giorni di pioggia dobbiamo entrare con dei prodotti tipo il polisulfuro di calcio per contenere immediatamente il proliferare di questa malattia che appunto ci condiziona poi sul problema sulle foglie. L'agricoltura biologica, un settore in crescita in tutta Europa, potrebbe essere il volano per dare una prospettiva nuova al comparto agricolo del territorio. Anche il figlio del signor Franceschi ha deciso di intraprendere la professione del padre, impegnandosi nell'agricoltura biologica. È una novità anche per lui il mondo del biologico, perché partecipando a fiere, convegni e a varie realtà a livello europeo si è un po', tra virgolette, entusiasmato e ha scelto di rimanere in campagna con me, e questo mi fa ben sperare anche per fare ulteriori investimenti e eventualmente anche aggredire un po' di più il mercato con un potenziale un po' più
aggiornato rispetto alla politica di marketing fino adesso adoperata. Io credo che abbia fatto una scelta buona e in prospettiva la vedo molto interessante anche da un punto di vista economico, perché per me il futuro è l'agricoltura e l'agricoltura è il più bel mestiere del mondo. La bellezza del territorio del Basso Medio Adige, che viene dalla cura per la terra attraverso il lavoro dell'uomo, ci spinge a tornare per vedere i frutti maturi e sentirne il profumo, come facevano i nostri nonni e come vorremmo facessero i nostri figli.